No, 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 no. Possibilitato a calciare, c'è l'appoggio. Miranda. Madonna, mi Savic! Ai! Dai, amici bellini, tre punti, 3 partite finali. I 3 punti sono importanti, no quelli che ha preso in testa De Bruyne, che sono 4 mi pare i punti, perché non possiamo mai. Alisson a terra. Orsolini, non cominciamo, No, e vi spiego, se il Napoli non vince, io mi devo scettare poi alle 5:30 per la partita col Pisa, e dai. Vai Giovane, vai! Occasione per Giovane! Piano caro, lo sappiamo, occhio alla posizione di Ferguson, per capirci. L'italiano ha mischiato col Panariello un'altra volta. Palla lunga del Bologna. Esatto. Vabbè, va bene, piano. Bernardeschi prova la giocata. Lancio direttamente su Højlund, tira in porta. Alisson se ne va. Vai. Brutta palla, Polità. Bravo Lobo. Dai. Vai con la samba, Alisson Santos. Mi piace proprio come stiamo pressando, onestamente. Vedo Højlund isolato. Vedo no, 7 minuti. Bravo Santos, vai Gutierrez. Gutierrez! Lobo su Ferguson a tutto campo. Bernardi, solo lui. Male a centrocampo. Io ripeto, non mi piace che lo botta da sta così annanzi. Se poteva parare sto tiro, perché lo vedo un po'. Se poteva parare. Secondo me si poteva parare. Va bene. Mica giornata che schiarata. Dai ragazzi. Va giù. Va giù. Va giù. Vai Giovane, vai. Ecco. Piglia Polità. Non mi piace proprio, non capisco questo lasciarli liberi. Scott sveglia, E Politano non gliela dà, perché la sovrapposizione l'ha fatta Giovane e quindi non si dà, si rientra al centro e si perde palla. Opega deve essere ammonito qua, da dietro lo clippa, non può essere. Politano non gliela... gliela dà solo a Di Lorenzo! È incredibile! Non sia mai! Giovane fa il movimento, aspetta Di Lorenzo! Bella palla Gutierrez, vai Højlund. Buono, un po' lungo. Vai Højlund. Eccolo! Di Lorenzo che buco! Piccinini dice no! Piccinini! La dinamica dal vivo sembra rigore, voglio vedere bene. Io penso che il pallone non lo prende proprio Di Lorenzo. Questo fermo immagine potrebbe aver toccato il pallone. Ma è rigore, voglio. Dai. È dinamica. Dai il pallone a Orsolini, perché io c'ho Orsolini contro. Signori, no, è una cosa, almeno cioè, se una plata da perdere, non ci posso fare niente. Savic. Sono demoralizzato. Da 3-2 a 4-3. Perché Orsolini mi segna contro Savic. Oh, è fallo su McTominay. E qua devi anche espellere. Attenzione, McTominay sta su Lis. Non c'è nessuna sta per tirare in porta. Non ce la faccio a protestare forte oggi perché mi sono ricordato che non c'è De Bruyne. Arriva un calcio di punizione. Ma ci sono i brasiliani. La finta Giovane, niente. Andava in porta. Gioca il McTominay, no. Meno male Alisson. Mamma mia che schifo. Capite perché non mi rendo conto di utilizzare Giovane? Con chi la cambi la partita? Cioè come fai a diventare più offensivo? Vergara sta a tiene magata ten. Elmas bello e buono. Voglio proprio vedere. Vai Højlund, ti prego. Mannaggia Di Lorenzo. Redeeming. Menuma. Che cazzo. Vai bravo, vai Buongiorno, tiri in porta, stai solo tu. Non ci creda neanche Buongiorno a questo fallo di mano. Non ci crede perché ha preso il petto. Si vede quando i giocatori già sanno. Si vede. La sì.
A Pessina. I like, per favore, perché io devo chiudere il canale stasera. È una discussione tra l'allenatore e la dirigenza, quindi quando accadrà poi sarete messi tutti in... saprete quello che sarà il nostro incontro. Ci siamo? Sì. No. Vai. Raccomando, non voleva uscire. Ah, vabbè. Vai Giovanni, vai. Da solo Giovanni. Ma perché? Vai Politano. Ancora a chiamare questi falli di mani. Gioca a pallone. Eccolo. Mannaggia. Dai, compiglio. Meno male che pare che un corner non c'è stata. Amore caro. Bella palla di Lorenzo, vai Højlund. Bravissimo Alisson Santos. Sì! Højlund non è scarso. E adesso manca quello di McTominay. Vai Alisson con tutto il tuo entusiasmo. Dai Lobo, dai, che non ci voglio credere che sei già in vacanza. Non è fuori gioco. Se non è fuori gioco. Era fuori gioco. Ma che è una bella palla di Rachmani, eh. Vai Giovan. Vai Politano. Mamma mia la trivella. Di Lore. Berardi. Scott. Alisson con tutte le S. Bella palla Gutiera. Piccinini. Bravo McTominay. A monire. Gutiera, attenzione. Lobotka. Solo lui può pensare di raggiungere il compagno in sottopressione. Bravo Rachmani, sempre preciso di testa. Bella palla, Gutierrez, era bella la palla. Bravo Giovanni, bravo. Gutierrez, però impazzivo. Polita. Bravo Lobo, dai. Hai dato il fallo con la lag. Bravo Gutierrez. Gutier. Io continuo a non capire perché Højlund sta da solo in mezzo a 5 di loro nel pressing. Bravo Højlund. Fatti ammonire tutti. E mo questa zona buona per De Bruyne. Qualità, se lo devi fare tu, fallo tu. Non ti preoccupare, eh. È uno schema per McTominay che cicca. Ho capito perché il Napoli non pressa alto. Penso di aver capito. Mi è arrivata. Ve la dico live. Ve l'ho detta live. Raccomando, provaci. Eccolo. Mamma mia. Row. McTominay sta a pezzi. Solo lui, mamma mia. Ma uno Spinazzolo non ti poteva dare qualcosina magari, no? Spinare sulla destra, Moro. Che ne so. Magari si scoccia. Qualità, si prende il giallo che gli fa saltare il Pisa. Bravo. Ancora mazzate di Højlund. Bravo. No. Possibilità di calciare, c'è l'appoggio. Maronna, mi Saviccio! Aiuto! Il colpo nel recupero di Giamiro. 3-2 per il Bologna che torna davanti. Extremis. Incomincia Savic. L'arma dalla panchina. Quando respingi centrale anche alto, perché di solito se la respingi, ma chi sta a fare un gol? Non esiste, bro. Non esiste. E se non puoi vincerla, almeno la devi pareggiare. Resta una frase che ha il suo valore. Dai Paco. Come la Roma ieri a Parma. Brava Roma, ci hanno dato un rigore. Che là. Ecco niente. Piccinini non lo dai. La facevi? Che delusione. Incommensurabile. La bella l'hanno vinto loro, noi abbiamo vinto la Supercoppa, ma non mi è piaciuto proprio come l'abbiamo giocato.